Eccoci, buongiorno, eccoci al nostro focus, benvenuti e dunque oggi un importante e complesso argomento, sovraindebitamento. Che fare? Abbiamo intitolato così il nostro appuntamento. Sono sempre più le famiglie siciliane in crisi economica, il fenomeno quindi è in crescita, ma non solo le famiglie, anche le aziende. Cercheremo di fare un po' di chiarezza e soprattutto di dare informazioni a chi in questo momento si trova in difficoltà. Lo faremo in studio, ho il dottore Orazio Barbagallo, grazie per essere con noi, responsabile dell'organismo Composizione Crisi da Sovraindebitamento UNES Catania e Ordine Commercialisti. E l'Ordine dei Commercialisti, che insomma ora vedremo anche quella una competenza importante. In collegamento abbiamo la dottoressa Marisa Acagnino, che è magistrato della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno. E poi Antonio Garra, che è un avvocato specializzato in procedure legali di sovraindebitamento. Grazie anche a lei di essere con noi, e dunque c'è un percorso, un iter. Io comincerei subito dal dottore Barbagallo, perché dietro la crisi economica, dietro la sofferenza che poi è dovuta a questo eccessivo indebitamento delle persone che coinvolge le famiglie, ecco, ci sono storie. Io penso che nella sua attività, come anche penso quella degli altri nostri ospiti, ci sia anche non solo l'urgenza di quindi tecnicamente di affrontare il problema, ma anche quello umano, che diciamo che è un aspetto non indifferente. Partirei da questo, per poi andare invece a scendere più nelle cose. Avvertiamo i nostri telespettatori, non faremo una trasmissione troppo tecnica, cercheremo di dare qualche indicazione invece che possa essere utile. Il fenomeno a quanto pare è sempre in crescita, soprattutto dopo tutti gli eventi, il Covid, le crisi finanziarie, l'euro, insomma sono tanti aspetti che hanno causato e stanno causando il sovraindebitamento in diverse famiglie. Ci sono anche le famiglie che hanno problemi legati a determinate patologie, come uno degli aspetti potrebbe essere la ludopatia, ed è un fenomeno a quanto pare in crescita. E ci sono tanti aspetti. Io ogni qualvolta mi trovo di fronte a delle persone che hanno sovraindebitamenti molto particolari e importanti, è anche difficile dialogare, perché devi trovare il modo per trovare un confronto e cercare di far ragionare che ci sono delle possibilità con cui noi possiamo intervenire e di arginare il loro problema e magari ripianare la loro situazione economica e finanziaria. Certo. È francamente molto difficile, spesso ci ritroviamo di fronte anche delle persone molto delicate, molto sensibili, con il quale l'approccio deve essere molto attento e non può essere drastico. Ecco, io in questi casi non ho la figura, non faccio il professionista, perché quindi perché non posso partire da un presupposto economico di un'attività lavoro. Io mi devo immedesimare nella situazione e cercare di capire, estrapolare tutte le problematiche per far sì che io possa compiere adottare una procedura più possibile idonea alle loro difficoltà. Certo. Per cui non è semplice fare il gestore della crisi. Certo, assolutamente, coinvolge tanti anche perché piani. Noi ci confrontiamo poi con il giudice, la dottoressa Acagnino. Infatti ora la interpelleremo subito. Ricordo ai nostri, chi ci ascolta, che potete anche inviare messaggi al 342 74 55 005. Dottoressa Acagnino, chi può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore? Insomma, per entrare un po' anche dentro la questione. Sì, diciamo che ci sono diverse procedure previste dal codice della crisi che riguardano diverse categorie di persone e anche diverse situazioni reddituali e patrimoniali. Una di queste procedure è proprio il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. E questa procedura riguarda appunto coloro che sono consumatori, ovvero sia che non hanno svolto in passato, e a maggior ragione nel presente, attività di tipo imprenditoriale o anche attività come liberi professionisti o che abbiano dei debiti derivanti dall'attività di start-up innovative. Quindi devono essere debiti che attengono esclusivamente alla persona e quindi alla famiglia, ai consumi ordinari.
In che cosa consiste questa procedura? Bisogna innanzitutto rivolgersi a un organismo di composizione della crisi. Questi organismi redigeranno una relazione particolareggiata che accompagnerà il ricorso presentato dal consumatore, e in questa relazione si devono evidenziare innanzitutto i debiti, quindi l'elenco di tutti i creditori, l'importo che ciascun creditore vanta nei confronti del ricorrente, la massa attiva, ovvero sia quelli che sono i redditi, il patrimonio del debitore e anche quelle che sono le esigenze personali e familiari del debitore, perché il ricorrente che comunque vuole pagare i suoi debiti, che non può pagarli perché si trova in una situazione di sovraindebitamento, cioè di una sproporzione fra le obbligazioni contratte e le risorse per poterle adempiere, quindi in una situazione di crisi o di insolvenza, il debitore deve indicare quali sono le cause che hanno prodotto questo sovraindebitamento, perché queste procedure sono per molti ma non per tutti, nel senso che non si può consentire a una persona di vivere al di sopra delle sue possibilità, di spendere tutte le proprie risorse, anche più delle proprie risorse, facendo appunto ricorso in maniera sproporzionata al credito per bisogni voluttuari come potrebbero essere le vacanze, le macchine, altri mezzi di locomozione, cambiare l'arredamento senza insomma una reale necessità. Insomma, quando il sovraindebitamento è causato da questo tipo di attività, e allora non è possibile rivolgersi all'organismo di composizione della crisi, perché dobbiamo tenere presente che quando il ricorso dovesse essere dichiarato ammissibile, si propone una falcidia del debito, quindi i creditori non vengono pagati per intero. E anche una dilazione, cioè invece che essere pagato un debito in 5 anni, in 6 anni o in 10 anni, può essere pagato anche in rate più piccole, mantenendo la stessa durata, o in rate comunque minori, perché appunto viene ridotto l'importo complessivo del debito, adeguandolo alle possibilità concrete del debitore. Il debitore può anche decidere di offrire della liquidità che proviene da terzi, può anche decidere di mettere in vendita qualcosa dei suoi beni, ma è lui a deciderlo. Certo, non c'è quindi, un terzo che deciderà cosa vendere e come vendere. Quindi c'è un margine insomma, che si può attribuire appunto al debitore. Volevo chiedere all'avvocato Garra invece, nella sua esperienza quotidiana, quante persone si rivolgono a lei in crisi economica forte, in sovraindebitamento, ma non soltanto quello, cioè anche non dovuta soltanto a fattori, come diceva la dottoressa Cagnino, legati all'attività economica o comunque non strettamente, diciamo, personali. Sì, nel mio studio vengono anche tante persone che sono sia consumatori ma anche soprattutto imprenditori minori, start-up, imprenditori agricoli e quant'altro, che sono tutti soggetti che possono essere ammessi alle procedure di sovraindebitamento. In ogni caso, forse un focus va fatto sulla procedura forse più utilizzata, anche se inizialmente era prevista solo come residuale, e invece ora viene considerata forse di gran più utilizzo, sostanzialmente quella di liquidazione controllata. Addirittura con la procedura di liquidazione controllata il debitore, o quindi persona fisica consumatore, o anche imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up, associazioni e quant'altro, possono accedere a questa procedura con la quale verrebbero, è vero, liquidati tutti i loro beni vengono liquidati. La procedura dura circa 3 anni, ma alla fine dei 3 anni, e qui sta la cosa più importante di questa procedura, verrebbero appunto esdebitato il debitore. Cioè sostanzialmente quello che il debitore riesce a pagare in 3 anni è sufficiente per poter poi chiudere la procedura
di liquidazione controllata, e per quanto riguarda il debito residuo questo verrà ritenuto inesigibile e quindi non più dovuto, non più richiesto nei confronti del debitore. Ovviamente è bene da dire che in questi 3 anni il giudice, ovviamente sulla base di una relazione del liquidatore, cosa fa? Il giudice dovrà determinare qual è la quota con la quale il debitore potrà vivere e pensare al mantenimento suo e della sua famiglia. Allora facciamo un esempio: sostanzialmente si ha un imprenditore minore, una persona fisica anche, sostanzialmente ha un guadagno o un reddito o uno stipendio di 1.800 euro al mese netti. Il giudice stabilisce che potrà vivere, ovviamente anche in base ai componenti del nucleo familiare e quant'altro, potrà stabilire di poter vivere con 1.500 euro al mese. Allora dovrà dare per 3 anni 300 euro al mese alla procedura. 300 euro al mese quindi significa, insomma, saranno 3.600 per 3, quindi saranno meno di 15.000 euro. Sostanzialmente nel momento in cui stiamo parlando di un imprenditore o di un soggetto che ha cifre importanti, debiti importanti, stiamo parlando di anche 60, 70, 80.000 euro, anche di più. Allora in questi casi appunto il debito residuo che non è stato soddisfatto in questi 3 anni verrà dichiarato inesigibile e quindi non più dovuto. Quindi questa è ovviamente è bene chiarire, questo va detto a scanso di equivoci, che ovviamente ci sono dei presupposti ben precisi e abbastanza rigidi per poter accedere all'esdebitazione. Ora, posso solo accennare, questo poi magari verrà chiarito ancora meglio. Ne parliamo più avanti. Mi premeva invece sentire il dottore Barbagallo, perché la dottoressa Cagnino diceva che poi le pratiche vengono così analizzate dall'organismo, questo sì. della composizione della crisi, quindi è diciamo, un anello della catena molto importante. Voglio precisare vostro. proprio questo. Ecco. I deputati a esperire questa tipologia di relazioni sono soltanto gli OCC, sono organismi riconosciuti e iscritti al Ministero. Non ci possono essere altri organismi che possono redigere e presentare le pratiche presso il Tribunale. Fatta questa precisazione... Perché capita che invece a volte non è successo? Capita che magari qualche millantante si professa, risolutore dei problemi, ma poi... Trattandosi di queste situazioni un po' particolari, no? Sì, ribadisco, ma a prescindere ci può essere un advisor, cioè una persona che accompagna, un consulente che accompagna il debitore, ma sempre si deve rivolgere all'organismo, all'OCC, perché è l'OCC che redige la relazione, che deposita la domanda. Quindi non ci sono dubbi, anche perché ha chiarito il codice della crisi. Per cui l'OCC verifica la documentazione, analizza i dati, analizza il patrimonio, dunque l'attivo e il passivo di cui poc'anzi diceva il giudice, e verifica la possibilità di stabilire una rata per fare il piano di rientro. Il piano di rientro. Che potrebbe essere sia per il piano del consumatore, poi dipende, e stabilisce anche qual è la procedura da adottare, perché ribadisco, non tutte le situazioni sono uguali e non tutte le procedure sono uguali. C'è una procedura che si chiama concordato minore. Sì. Questo per le imprese. Allora, si chiamano imprese sotto soglia. Le imprese sotto soglia devono avere dei requisiti ben precisi, non devono avere un attivo patrimoniale superiore ai 300.000 euro, ricavi per 200.000 euro e debiti superiori a 500.000 euro negli ultimi 3 anni di bilancio di dichiarazione dei redditi. Se non ci sono questi parametri possono aderire al sovraindebitamento e dunque alla procedura di concordato minore. Cosa vuol dire? Vuol dire che, analizzata sempre la situazione analitica dell'azienda, cioè debiti, attivo, si fa una relazione per verificare la possibilità di ottenere un piano di rientro applicando anche delle falcidie. Ci sono dei sistemi per capire anche quali sono i crediti privilegiati, e poi si fa una, si fa una falcidia praticamente in funzione sempre della possibilità della redditualità dell'azienda, perché è tutto basato su questo, no? E per dare la continuità all'azienda. Dopodiché viene depositato in tribunale, i tribunali, se tutto a norma di legge, aprono la procedura e poi questa procedura sarà votata dai creditori. Qui nasce un mondo tutto diverso, per cui è molto difficile anche
diciamo, capire il percorso, perché ci sono... Certo. Però, entriamo nel dettaglio, però diciamo nel dettaglio, che vorrei evitare comunque la possibilità c'è per le aziende di poter diciamo, aderire al concordato, che potrebbe essere anche un concordato o in continuità oppure in liquidatorio, cioè metto a disposizione quello che ho e liquido. Certo, assolutamente. Ma il punto focale è quello che il concordato in ogni caso, una volta che si soddisfano i creditori, dunque viene completato il piano, gli adempimenti, c'è l'esdebitazione automatica, dunque tutto ciò che non è stato soddisfatto non può essere più richiesto dal creditore perché sono crediti inesigibili. E in qualche modo è una ripartenza. Una ripartenza, insomma, si può dare una possibilità a qualcuno appunto di... Dottoressa Cagnino, invece le chiedevo nella sua esperienza come viene valutata la ludopatia, no? Dal Tribunale di Catania, perché so che è un fenomeno purtroppo anche quello in crescita e comunque devastante per la persona, per l'economia, per le famiglie, per tutto quello che si tira dietro, perché non ci dimentichiamo che dietro ci sono tante storie, tante famiglie. Sì, infatti la ludopatia è una forma di dipendenza e quindi è veramente una patologia, così è stata riconosciuta e classificata dalla giurisprudenza. È chiaro che il ludopatico è un soggetto fragile, cioè un soggetto che lasciato a se stesso ricadrà facilmente nel gioco compulsivo. Quindi noi richiediamo che il ricorrente intraprenda un percorso presso il SERT. Il SERT, anche a Catania, offre questo servizio proprio perché i ludopatici vengono considerati come dei dipendenti, dei malati come gli alcolisti, i tossicodipendenti. Li accompagnano per un cammino chiaramente verificando che il soggetto durante tutto questo periodo scusate, non ricada nel gioco. In genere quelli che fanno queste domande vogliono anche loro appunto approfittare di questa occasione per ripartire da zero, hanno già preso una decisione, cioè quella di cambiare vita. Sono situazioni molto difficili, spesso gli stessi ricorrenti si vergognano di avere dilapidato una fortuna giocando, sono situazioni in cui a volte anche le famiglie vengono coinvolte e il ricorrente ha difficoltà anche a confessare ai propri familiari di avere questo problema. Però nel momento in cui si acquisisce consapevolezza, si vuole risolvere il problema, lo Stato dà questa opportunità che chiaramente però deve essere seguita da un atteggiamento, da una condotta che sia coerente con questi presupposti. Se il soggetto non indulge più a questo tipo di attività, il piano, se è un piano di ristrutturazione del consumatore, viene omologato e poi è sempre l'organismo di composizione della crisi, il gestore della crisi, a dover controllare l'esecuzione del piano. E nel momento in cui il gestore dovesse accorgersi che il debitore ha ripreso a giocare, chiaramente lo dovrà riferire al giudice e questo piano può essere revocato e si perdono i benefici. Certo, assolutamente, quindi è correlato diciamo alla rieducazione, diciamo tra virgolette, della persona che comunque dimostra di voler... dire che noi in qualche modo, sia come gestori che come organismo, siamo in qualche modo educhiamo finanziariamente le persone, perché diamo una possibilità di fare un piano di rientro con una rata e diamo delle regole ben precise, grazie anche ai giudici, con il quale ci danno la possibilità di dare una parte del reddito e destinarla ai consumi della famiglia, come diceva anche l'avvocato Garra, e poi quel piano di rientro che servirà per il periodo fino a quando non si era compiuto. Certo, per cui è anche una sorta di, diciamo, di educazione, no? Perché tu non devi poi uscire fuori da questi parametri. Certo, assolutamente, perché appunto se no... E l'organismo deve vigilare, tra l'altro, è importante questo, perché quello, semestralmente noi abbiamo l'obbligo di relazionare al giudice, per cui abbiamo l'obbligo di monitorare.
Certo, ho capito. E quindi anche in collaborazione con appunto il servizio territoriale, quello per le dipendenze, quindi c'è anche questo contatto. Anche quello nel caso in cui ancora sta continuando il percorso. Il percorso appunto di anche... Ci sono casi già il percorso che è ultimato e noi monitoriamo invece l'aspetto finanziario, cioè andiamo a verificare gli stati conti bancari, il reddito per verificare, per capire se si sta ottenendo o no e se non ci sono dispersioni di reddito in altri settori. Ci fermiamo una brevissima pausa, torniamo subito dopo e parleremo ancora di sovradebito. Dunque stiamo parlando oggi di sovraindebitamento, cosa fare e ci chiedevamo anche questo effetto quasi domino, no? Cioè questa difficoltà che poi diventa pesantissima per il consumatore quando non si riesce a finire, diciamo, con un debito, se ne fa un altro per coprire il primo e poi si va avanti, insomma, e non si esce più da questa situazione. Si entra in un tunnel e non si riesce più. Quindi è un iter che voi avete assolutamente sì, si verifica spesso, anzi la maggior parte dei debitori hanno questa causa, che per ripianare magari le rate di mutuo della casa, allora cosa fanno? Si fanno un prestito, ripianano, però poi si rendono conto che non possono continuare a pagare la rata che hanno contratto con la finanziaria per questo nuovo prestito. Per cui cosa rifanno? Allora pensano di fare un altro consolidamento, fanno un altro prestito magari più grosso, la rata aumenta, e poi si ritrovano a distanza di 6 mesi, un anno, quando finisce la liquidità, di non poter più adempiere né al mutuo, né al prestito, né all'altro prestito, per cui a cascata. Qui però bisogna anche analizzare in questo caso le responsabilità che può avere l'istituto finanziario nell'erogare così facilmente un prestito. Infatti c'è, la legge lo prevede, il merito creditizio che noi gestori andiamo a valutare per far sì che il giudice possa comprendere se in realtà ci sono delle responsabilità da parte degli istituti finanziari. Istituti finanziari privati, cioè sia queste finanziarie sia anche le banche, quindi c'è anche questa possibilità di vedere, ma questo perché è stato dato magari senza avere delle... senza aver fatto delle valutazioni concrete sulla persona e sulle condizioni già di prestiti che possono essere analizzate immediatamente tramite le banche dati come CRIF, centrale rischi. Se questo ammonte allora tecnicamente è facile comprendere come funziona. Se io percepisco 1.500 euro ho un parametro che più del 30-35% del calcolo della rata non posso pagare. Certo, perché c'è quella quota che non si può... perché vi devo lasciare sempre la quota libera per vivere, per consumare. E comunque non è attaccabile quella. Sì, più o meno. Per cui più o meno, no? Poi questi sono altri argomenti che poi si complicano. Per cui questa è la valutazione del credito meritizio, cioè quando un debitore si rivolge a una finanziaria e chiede un prestito e si fa un calcolo della possibilità del pagamento di questa rata. Spesso quando ci sono finanziamenti a rotazione non si tiene più conto perché dello stato delle rate che già paga il debitore, perché di solito è fidelizzato, cioè la stessa finanziaria senza tener conto delle rate che già paga inizia a erogare prestiti. Questo non fa altro che aumentare il sovraindebitamento perché non lo sta aiutando assolutamente, e questa è una delle valutazioni che noi facciamo. Certo, Avvocato Garra, quante persone invece si rivolgono a lei e al suo studio proprio in queste condizioni? Beh, sono tantissime. Devo dire una cosa, molte persone che si rivolgono al mio studio vengono appunto con situazioni particolari che a mio avviso non hanno i presupposti per accedere alle procedure di sovraindebitamento. Quindi io faccio uno screening perché, come diceva sia la dottoressa Cagnino che il dottore Barbagallo, è bene chiarire che questi vantaggi enormi che ci sono però dati dalla legge e poi dal tribunale solo alla presenza di determinati presupposti. Quindi tra i vari presupposti, come abbiamo detto, la colpa grave, e dobbiamo anche capire cos'è la colpa grave. La colpa lieve invece viene ammessa. I tribunali sono molto sensibili per i problemi di salute, come anche altre cose particolarmente gravi, che ovviamente legittimano un indebitamento incolpevole. Una cosa che
fa un po' sorridere, ma va detta. E il fatto è che magari mi si presentano persone che magari hanno sostenuto un tenore di vita molto alto, si parla anche nelle sentenze degli acquisti di beni di lusso, acquisti di una macchina di 50.000 euro. Allora in questi casi giustamente l'esdebitazione non viene concessa. Quindi bisogna capire bene a chi si rivolge questo tipo di procedure. Queste procedure sono fatte innanzitutto per rilanciare l'economia, per rimettere appunto nel circuito creditizio persone che ne erano uscite e che ovviamente in maniera incolpevole. Ovviamente l'ipotesi principale, quella iniziale, era quella del licenziamento. Ovviamente poi diminuzione di redditi consistenti e quant'altro. Sostanzialmente c'è stata una sentenza interessantissima, così chiudo, che ha indicato la colpa grave, in base all'intensità della consapevolezza di assumere nuove obbligazioni. Cioè, sostanzialmente quando la colpa grave c'è, quando una persona si disinteressa del fatto che dici io assumo obblighi e so già che non li riuscirò a sostenere. Allora in questi casi ci sarà il rigetto. Se invece, appunto come la colpa lieve, sono stati fatti degli errori oppure le cose sono andate male, e allora si può accedere al sovraindebitamento e quindi ottenere l'esdebitazione anche totale. Cioè, anche totale, quindi. Dottoressa Cagnino, le chiedevo, siamo quasi in chiusura, si tratta e si deve parlare di educazione finanziaria, no? Perché di fatto poi alla base, diciamo, c'è questa diseducazione, c'è questo non sapere, non conoscere, entrare dentro questi tunnel che sono poi tunnel dai quali è difficile uscire. Sì, purtroppo noi non siamo abituati a insegnare ai nostri figli e a noi stessi a imparare quale sia l'uso degli strumenti di pagamento. Ci sono persone che usano le carte di credito, ancora peggio le carte revolving, senza rendersi conto che comunque quei debiti poi li dovranno pagare, quindi non fanno altro che spostare in avanti l'adempimento di obbligazioni assunte e senza la consapevolezza di dover comunque avere i fondi necessari per far fronte a queste obbligazioni. Ma ancora peggio, ci sono persone che non si rendono conto neanche quando assumono un'obbligazione, un prestito, e a volte addirittura vanno con buste paga contraffatte o vanno con pensioni dei familiari che vengono caricati di oneri che neanche li riguardano. Ma a quale fine? Al fine di, posso dire, risolvere un problema di salute? No, comprare il telefonino di ultima generazione. E così poi arrivano in condizioni da non poter pagare assolutamente i debiti assunti. Noi ci troviamo di fronte a situazioni, e sono più frequenti di quanto non si crede, in cui si hanno delle rate che superano l'importo della retribuzione mensile. Quindi sai benissimo che non riuscirai a pagare. Ora, bisogna andare appunto, come dicevamo prima, a vedere le ragioni, perché se questo lo si fa per sopperire a un'esigenza di salute proprio di un familiare o perché avevi ad esempio contratto il mutuo per l'acquisto della prima casa nel momento in cui entrambi i coniugi o i conviventi lavoravano e poi uno dei due viene licenziato, oppure viene messo in cassa integrazione, a volte anche la riduzione dell'importo della retribuzione anche per un periodo limitato comporta il crearsi di un indebitamento al quale si tende di sopperire attraverso ulteriori finanziamenti fino a entrare in quel vortice di cui stiamo parlando, dal quale è difficile uscire. Però se la causa è una causa incolpevole, come potrebbe essere appunto la riduzione di un monte ore o il licenziamento, a volte anche il licenziamento e la riassunzione con un reddito diverso da quello iniziale, come anche purtroppo quello avviene, purtroppo, per cui si è assunta un'obbligazione importante come il mutuo per l'acquisto di una casa, pensando di potervi far fronte. Allora sono, diciamo, situazioni molto diffuse, quindi noi giudici siamo chiamati a valutare l'ammissibilità proprio in relazione all'elemento soggettivo.
cioè alla colpa o ancora peggio ovviamente al dono, alla malafede di colui che si è trovato in questa condizione. Certo, assolutamente. È arrivata mi scusi se un nostro telespettatore, sì, infatti, la rivolgo magari al dottore Barbagallo, dice: io ho avuto dal Tribunale della Corte d'Appello di Catania, Mascalucia in particolare, il blocco di 2.500 euro della pensione, ho delle patologie gravi, non ho potuto essere presente all'invito dal giudice curatore che sta seguendo la mia pratica per ricoveri urgenti testimoniati. Dice: come posso accedere al programma di sovraindebitamento? Ho 79 anni e vivo da solo. Bisogna rivolgersi all'organismo e verificare la situazione, l'esigenza, perché cioè non sono i 2.500 euro, qui parliamo di altri numeri, altre situazioni che bisogna analizzare. Quindi certo, approfondire, diciamo, la poi situazione. Sì. Come dicevamo prima, ogni storia va a sé, sono tutte diverse. Diciamo, l'iter è quello, sì, però sì, appunto poi dietro ci sono sì, situazioni infatti, appunto... costruire fare un'istruttoria di una procedura è complicata e impiega a volte anche qualche mese, non è semplice. Quindi insomma... Un argomento complesso di cui dovremo continuare a parlare, purtroppo il nostro tempo ormai a disposizione è finito. Io ringrazio intanto la dottoressa Acagnino per essere stata con noi. Chiara, grazie per tutte le indicazioni che ci ha dato. L'avvocato Antonio Garra, anche grazie a lei, buon lavoro, e anche al dottore ovviamente Orazio Barbagallo dell'Osservatorio, grazie a chi ci ha ascoltato, alla prossima.